E a loro inoltre verrà assegnato uno dei cavallini col quale potranno allenarsi per l'anno prossimo, o altrimenti lo potranno regalare a chi vorranno. Benissimo, allora andiamo alla terza posizione abbiamo... Dove? Chi è che deve? Ah, sì. Alessio Lai. In seconda posizione Andrea Pelosi. Allora c'è stato, abbiamo deciso, siccome allora gli ultimi concorrenti erano 4, comunque abbiamo avuto una non poca difficoltà a stabilire chi fosse il terzo e il quarto, direi che col permesso di Alessio, che tanto non avrà nulla da ridire perché è un ragazzo sportivo, facciamo salire sul terzo gradino del podio insieme a lui anche Marco Cauli e chiediamo un applauso a tutti e due. Bravissimo Alessio, grande prova di sportività la tua. Al secondo posto Andrea Pilotti, che è già salito sul podio, oramai lui fa tutto da solo. Al primo posto Cristian Bolacchi, il killer dei cavalli. Guarda lì!